c'è l'Anna Paola con competenze pedagogiche, anche se non sono una pedagogista, c'è l'Anna Paola manager, che deve creare cronoprogrammi funzionali a tenere in piedi bene il progetto, e soprattutto c'è l'Anna Paola anche mamma, perché io ho 3 figli. E quindi per me fare questo lavoro vuol dire mettere tantissima professionalità da una parte, perché non smetti mai di imparare, né da un punto di vista giuridico, né da un punto di vista pedagogico, né da un punto di vista psicologico, né da un punto di vista del management, mi viene da dire, ma ti interroga come donna, come madre, come professionista tutti i giorni. Ricca nel caso in cui hai degli studenti che stanno bene, ma anche la possibilità di mettersi a confronto con le diversità, con altre storie. Tu che sei bravo a raccontare le storie, noi abbiamo tante storie che bisogna imparare a raccontarle, le storie che passano per Oikos, ma ne abbiamo tante di storie che ci arrivano, ci penetrano, ci aprono anche a noi stessi la mente, perché poi lavorare con principali progetti di Oikos. Ok, Oikos è una organizzazione non governativa che nasce nel 2005 per volontà di Giovanni, che è mio marito, Giovanni Tonutti, e di alcuni suoi amici. Io da dietro le quinte dicevo sì, fai, però non ho mai voluto entrare in Oikos prima del 2017, quando mi sono sentita chiamata alla professionalità, perché il direttivo di allora nel 2015 aveva deciso di attivare l'accoglienza migranti, oltre che fare quello che una ONG fa, cioè cooperazione allo sviluppo, cooperazione internazionale, quindi ha sempre avuto fino al 2016 progetti in America Latina e in Africa come continenti di riferimento, ma poi nel tempo abbiamo aperto anche un piccolo progetto in Palestina e Israele. In how many countries? Quanti paesi funziona Oikos? E facciamo tanti progetti, non solo quindi più di cooperazione internazionale, ma anche tanta progettazione europea collegata sia alla cooperazione che al mondo delle migrazioni. Quindi io in questo momento coordino l'area accoglienza e inclusione sociale, che significa governare la macchina delle 2 comunità di accoglienza che abbiamo, una a Tor Viscosa aperta a gennaio 2020 e una a Fagagna aperta a settembre 2020, quindi siamo giovani di accoglienza a minori, ma sono attorno a queste 2 comunità ci sono anche tanti progetti europei che coordino con tutto lo staff degli operatori e degli educatori. L'altro grande settore che è collegato sia alla cooperazione allo sviluppo che alla accoglienza è quello dell'educazione nelle scuole, della formazione negli enti di formazione, per cui tutto quello che noi abbiamo messo insieme come know-how in questi anni rispetto ai diritti umani, rispetto alla pedagogia della differenza, alla capacità di fare formazione con i bambini, con i ragazzini, con anche i giovani nelle scuole superiori, ha prodotto tantissime collaborazioni e possibilità di formare le giovani generazioni sui temi della giustizia distributiva, vorrei dire, ma insomma le differenze nord-sud, che poi sono lo stesso tema che ha a che fare tra la cooperazione e lo sviluppo e le migrazioni, siamo sempre lì, no? La sperequazione che c'è tra una parte e l'altra del mondo. Noi diciamo sempre capitiamo, nasciamo per caso in una parte del mondo e non è un merito. E allora per riuscire a costruire un altro mondo possibile bisogna lavorare con tanta visione e apertura mentale rispetto a cosa si può fare. Poi non si vuole cambiare il mondo da soli, bisogna essere in tanti, allora più tu fai formazione e cerchi di coinvolgere almeno le giovani generazioni attorno a un pensiero diverso, forse ce la faremo un giorno a dare la possibilità di vivere, di avere opportunità per vivere, per crescere, per imparare a più persone possibile. Ecco, questo sicuramente è
il senso.